Mestre, il tubo antincendio va KO e il centro commerciale Conforama si allaga per 3.000 metri cubi di acqua. Lungo intervento dei vigili del fuoco durante la notte per riparare le conseguenze di un guasto che ha tenuto in bilico l'apertura del punto vendita. Il serbatoio del sistema antincendio era molto capiente e l'acqua si è riversata sul pavimento. È in corso una stima di eventuali danni alle merci in esposizione. L'allarme è stato lanciato dagli addetti alla vigilanza che si erano precipitati nel parcheggio dopo lo scatto di vari allarmi alla centrale operativa. La sorgente del problema, l'intercapedine di un bagno. Salzano. Trambusto in corrispondenza della rotatoria all'incrocio tra via Roma e via Circonvallazione. Un uomo alla guida di un trattore ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi sull'asfalto. Fortunatamente è fuoriuscito autonomamente dal veicolo. Sul posto poco dopo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per mettere l'area in sicurezza e recuperare il mezzo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Mirano. Mestre, polizia, agenti del reparto motorizzato della polizia locale e vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo per rendere innocua una lunga scia di carburante che partiva dalla fine di Viale Vespucci e attraversava mezza rotatoria di San Giuliano. Un camion o un pullman, a causa di qualche guasto, ha messo in pericolo la circolazione stradale, continuando il proprio itinerario sul Ponte della Libertà. Le chiazze erano visibili ad occhio nudo, ma fortunatamente solo in piccolissima parte non erano state assorbite dall'asfalto.